La Confartigianato del Veneto presenta ad Origin un seminario di approfondimento sulla mappatura delle imprese, una iniziativa lodevole partita da Treviso e raccolta da Padova e che nei prossimi anni coinvolgerà anche le altre province del Veneto. Arrivare a sapere che cosa fanno i super fornitori nel Veneto è fondamentale per poter dare uno spaccato chiaro ai committenti e soprattutto dare la possibilità di costruire delle reti di relazioni tra imprese conoscendo quello che sanno fare. Al convegno parteciperanno Michele Bocchese, che è il presidente di Sistema Moda del Veneto di Confindustria, Gianluca Fascina, presidente della Federazione della Moda del Veneto, Giuliano Secco, presidente del tavolo Veneto della Moda e presidente nazionale di Confartigianato Abbigliamento, e avrà un ospite particolare nel presidente della fiera Marzotto, che porterà i saluti. Devono venire, il nostro obiettivo è che vengano a comprare in Italia la façon, la capacità di interpretare la creatività. Beh, questa è un'esperienza molto interessante, anche molto positiva, diciamo, fin qua, anche se siamo coscienti che dobbiamo crescere, ma come ho detto tante volte, noi cresceremo nella misura in cui sapremo trasferire, diciamo, che questo, agli imprenditori e anche agli artigiani, che questo format è un format che serve le filiere, diciamo. Noi alla fine siamo dei provider, degli stimolatori delle filiere, lavoriamo a supporto delle filiere. Il super fornitore per definizione deve crescere di dimensione, perché il mondo è grande, i clienti non sono quei 3 o 4, 5, 10, 20, ma insomma quei pochi a cui le singole aziende sono abituati. I clienti sono tanti, ci sono tante aziende nel mondo, ci sono degli interi paesi che si stanno rimuovendo, per esempio gli Stati Uniti d'America. Bisogna essere capaci di andare ad agganciare quella crescita, e lo possiamo fare diventando visibili, quindi mostrando le nostre merci, avendo una serie di servizi che il Fiera di Vicenza sta pensando con Origin e sta già promuovendo con Origin, promuovendoli in tutto il mondo. Abbiamo 12 o 13 nazionalità, stampa di 12 o 13 nazionalità diverse, abbiamo avuto supporti televisivi, abbiamo media di tutti i tipi, e naturalmente anche grazie al fatto che siamo dei provider, dei fornitori, diciamo, di servizi in grandi filiere con una grande tradizione come l'oreficeria e la gioielleria. Quindi è chiaro che qui dentro bisogna crederci un po', cioè bisogna venire. Cresceremo col numero, bisogna mostrare delle capacità straordinarie. Girando per questo padiglione si vede un saper fare italiano che è veramente 2.0, è veramente, come dico sempre, mani, cuore e testa, e però bisogna avere il coraggio di farlo. Noi abbiamo un impianto commerciale molto aggressivo, nel senso che facciamo pagare molto poco la partecipazione a questa fiera, proprio perché vogliamo che questo salone diventi effettivamente il salone del ben fatto. Noi però ci fermiamo a tutto lo sforzo che facciamo, ma ci fermiamo ad essere dei fornitori e degli stimolatori delle filiere. A un certo punto serve anche che gli imprenditori ci credano e si fidino e vengano con noi. Probabilmente oltre a Vicenza questa qua è una fiera che andrà nel mondo in qualche altro modo. Devo dire che ho apprezzato oggi una grande operazione di sistema che state facendo, credo che la strada è assolutamente giusta. Ho apprezzato da un lato la sistematicità dell'intervento con una mappatura ad ampio spettro delle aziende del nostro settore, ma soprattutto, lo dicevo ai colleghi in chiusura di convegno, quello che secondo me è veramente innovativo e, diciamo, utile per le aziende è tutta la parte finale, quindi di aiutare le aziende a mettersi insieme prima di tutto, e in secondo luogo anche ad acchiappare nuovi clienti, nuove opportunità. Ho visto che avete anche fatto operazioni sull'estero, quindi insomma credo che sia assolutamente la strada giusta, e una strada su cui dobbiamo lavorare, collaborare insieme all'interno, come abbiamo sempre fatto, anche del nostro tavolo, che ci ha aiutato un po' a identificare queste necessità, ma credo che sia veramente una necessità anche da parte di noi organizzazioni di categorie, di dare degli aiuti concreti alle nostre aziende. Questo è un esempio sicuramente molto concreto.
Filippo Marchioro e Filippo Fiori, i due relatori della Confargenato di Padova e di Treviso che hanno fatto le prime due mappature di imprese. Partiamo da Marchioro di Padova. La difficoltà a raccogliere queste informazioni da parte delle imprese? Ma non c'è stata una particolare difficoltà se non quella di spostarsi e di raggiungere un po' tutti i nostri associati che per la verità hanno collaborato, partecipato perché hanno colto l'importanza del momento di farsi conoscere, nel senso la conoscenza come patrimonio associativo, e non poteva essere che un lavoro fatto dall'associazione perché ha potuto così avere lo sguardo dall'alto sul nostro sistema e quindi i nostri artigiani, le nostre aziende hanno riconosciuto questo, hanno collaborato, hanno messo a disposizione tutte le informazioni che possono servire a questo punto per Padova, per Treviso, per tutto il sistema regionale, per la promozione e per il lavoro futuro appunto nel sistema del tessile. Filippo Fiori, Confargenato Marca Trevisana, siete partiti per primi, 110 imprese già mappate, un patrimonio da offrire alle imprese industriali, ma soprattutto da far vedere agli altri associati per fargli capire che è necessario fare questo. Assolutamente sì, anche perché ne abbiamo parlato anche durante il convegno, spesso abbiamo ancora un po' questa tendenza, questo atteggiamento individualista, e quindi siamo ancora custodi di grandi competenze, grandi capacità produttive, ma tendiamo magari poco a raccontarci tra l'altro non solo al mercato, nel senso agli operatori magari esteri, ma alle stesse altre aziende che magari stanno a pochi chilometri di distanza. Quindi è anche un modo non solo per l'associazione di conoscere e riconoscere le proprie imprese, ma per le imprese associate di essere associazione anche in modo diverso, sempre con una finalità chiaramente di mercato e di business. Una domanda a tutti e due, oltre alla conoscenza delle competenze a questo punto, anche un'idea più precisa di chi può far rete? Sì. Indubbiamente è lo scopo, come abbiamo detto, anche di questa mappatura, rete all'interno dell'associazione delle imprese artigiane in ogni singola provincia, rete nella filiera, quindi una rete orizzontale a livello provinciale, verticale anche tra gli stessi imprese, chi fa che cosa, quindi dalla pelle alla calzatura, alla cucitura, alla maglieria. Una rete anche a livello regionale e soprattutto ci auguriamo una rete anche con le piattaforme delle imprese più industriali, degli studi di consulenza, di tutti coloro i quali possono e partecipano al sistema moda. Assolutamente sì, sposo in pieno quello che ha detto il collega Filippo Marchioro e aggiungo che è urgentissimo fare appunto rete non solo tra le imprese artigiane ma appunto con le imprese industriali, fare squadra proprio per poter cogliere tutte le opportunità che si presentano, visto che si parla tanto appunto anche di reshoring. L'interesse diffuso è proprio quello di collaborare per poter sfruttare tutte queste opportunità che si presentano quanto prima e quindi poter ridare slancio a tutte le imprese del territorio.